TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Intervento dei vigili del fuoco alle 13 di ieri in via Piave a Jesolo per un'auto finita nel fiume Sile con 3 persone a bordo, di cui un bambino di 5 anni, la sorella più grande e la madre. Ad intervenire in supporto alla squadra del distaccamento di Jesolo i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto che a bordo dell'elicottero Drago si sono calati in acqua per estrarre il piccolo che era rimasto dentro il mezzo a 5 metri di profondità, mentre la madre e la figlia erano già fuori dall'acqua. Dopo aver rianimato il bambino insieme al personale sanitario del SUEM 118, il trasferimento d'urgenza in ospedale con l'elicottero del 118. Il recupero del mezzo è avvenuto con l'autogru del comando di Treviso. Carabinieri sul posto per l'accertamento sulle cause del sinistro. Restiamo a Jesolo. I carabinieri della compagnia di San Donà di Piave hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in generale, operando presso i luoghi maggiormente frequentati dai giovani, nonché piazze ed altre aree sensibili, traendo in arresto un 39enne straniero in Italia senza fissa dimora, ritenuto presunto responsabile di furto aggravato. Nella circostanza, i carabinieri sono intervenuti nella pubblica via del centro cittadino di Jesolo su segnalazione ricevuta dalla locale centrale operativa per la presenza di un uomo che aveva sottratto con destrezza 3 telefoni cellulari dalla borsa di una turista mentre si trovava in spiaggia. Il tempestivo intervento degli operanti ha consentito di bloccare lo straniero, il quale all'esito di udienza di convalida è stato sottoposto al divieto di dimora nel comune di Jesolo. E i militari dell'Arma hanno inoltre controllato 125 persone e 28 mezzi, denunciando in stato di libertà 2 stranieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso a vario titolo di dosi di hashish e cocaina. Un 18enne italiano per porto d'armi ed oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di 2 lame di 6 cm. Un 30enne straniero per violazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Jesolo. Un 42enne italiano per rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza e segnalando all'autorità prefettizia 2 persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, procedendo al contestuale sequestro di una modica quantità di cocaina e hashish. Ci spostiamo a Montebelluna dove questa mattina i carabinieri del comando della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 57enne e un 42enne, entrambi italiani residenti in provincia di Venezia, con precedenti di polizia. I due lo scorso 29 giugno asportavano dalla cassetta delle elemosine del Duomo di Montebelluna la somma contante di 50 euro. Non soddisfatti, subito dopo si recavano presso il vicino tempietto della Madonna Addolorata, dove, previa forzatura del lucchetto della cassetta delle offerte, si appropriavano della somma contante di 100.000 euro. A seguito di denuncia querela presentata ai carabinieri di Montebelluna, i militari avviavano l'attività investigativa analizzando gli impianti dei sistemi di videosorveglianza presenti, individuando e riconoscendo i 2 soggetti. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.